nel Veneto, nel Padovano e nel Veronese in poche ore a perdere la vita un 27enne e un 25enne. In entrambi i casi hanno perso il controllo delle auto schiantandosi fuori strada. Riapre mercoledì lo stabilimento balneare di Sottomarina, dove ieri è morto il titolare travolto da una palma. Inchiesta aperta dalla magistratura sull'incidente. Rilancio Idal Standard, stamane è siglato lo storico accordo di cessione del sito produttivo e del marchio Ceramica Dolomite alla cordata di imprenditori veneti guidati da Finint SpA. Salvi i posti di lavoro. Tragedia sfiorata a Ponte nelle Alpi, pilota di un parapendio perde improvvisamente quota e finisce contro un palo della media tensione della linea elettrica. Il 37enne ferito ma vivo per miracolo. Hanno approfittato della pandemia per mettere in piedi un vastissimo giro di vendita online di costose scarpe da ginnastica contraffatte in Cina e vendute a prezzi stracciati, copia di fidanzati trevigiani scoperti dalla finanza. Il questore di Treviso ha emesso altri 3 DASPO nei confronti di altrettanti ultras del Bassano coinvolti negli scontri prima dell'incontro di calcio con il Giorgione. A poco più di 2 mesi dal rientro in Italia e per la prima volta ospite di una trasmissione, stasera Ring il racconto dell'imprenditore veneziano Marco Zennaro, per un anno prigioniero in Sudan. Il ricordo dell'inferno, gli incubi che ancora lo tormentano e la voglia di ricominciare. Buonasera, ben ritrovati con l'edizione regionale dei telegiornali di Antenna 3. Questi dunque i sommari di questa sera, ma apriamo con il sondaggio che riguarda quello che è un po' il fatto del giorno di cui si discute a livello politico e non solo, ovvero il viaggio annunciato e ora sembra congelato di Matteo Salvini in Russia, un incontro con Putin come mediatore di pace. Allora il quesito al quale vi chiediamo di rispondere è: viaggio per la pace in Russia, Salvini sbaglia? Se la vostra risposta è sì, il numero è lo 0422 16 26 691. Se la risposta è no, il numero è lo 0422 16 26 690. La chiamata è gratuita, è sufficiente uno squillo e anche se sentite occupato non preoccupatevi, perché la vostra risposta verrà correttamente registrata all'esito del sondaggio questa sera nel corso di Ring. E torneremo poi sul viaggio di Salvini in Russia nel corso del nostro telegiornale. Ma adesso in primo piano la cronaca con la tragedia che si è consumata nella notte nel Padovano a Meiadino San Vitale. Un 27enne è morto dopo essere uscito di strada con la sua auto. Lo schianto all'improvviso nel buio della notte, l'auto che finisce contro un muretto di recinzione, un impatto così violento che non ha lasciato scampo al giovane alla guida. Tragedia nella notte a Meiadino San Vitale, la vittima è Giulio Santi, 27 anni, ha perso la vita alla guida della sua vettura intorno a 00:30 mentre stava tornando a casa. La Fiat Punto guidata dal giovane per cause da accertare dapprima finita nel fossato che costeggia via Bosco Alto, poi ha sbattuto contro il muro che limita l'ingresso di un'abitazione. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco arrivati da Este che hanno messo in sicurezza l'automobile ed estratto il conducente dalle lamiere divelte dell'abitacolo. Nonostante i numerosi tentativi di rianimazione da parte dei sanitari del 118, per Giulio Santi non c'è stato nulla da fare ed è morto per le ferite riportate. All'origine dello schianto forse un colpo di sonno o forse un malore. La procura di Padova potrebbe affidare ad un esperto l'autopsia per chiarire le cause dell'incidente. Sul posto sono intervenute anche le forze dell'ordine per i rilievi. Dinamica simile nell'incidente all'alba di oggi a Caprino Veronese, dove ha perso la vita un cittadino moldavo di 25 anni. Il giovane, per cause in corso di accertamento da parte dei carabinieri, ha perso il controllo della sua Peugeot 308 lungo la provinciale che porta a Costermano sul Garda. Il veicolo si è ribaltato più volte nel campo a lato della strada, schiacciando il conducente che ha perso la vita. Lutto sulla costa veneziana per la morte dell'imprenditore Gianluca Fasolin, deceduto per essere stato travolto da una palma nel suo stabilimento balneare a Sottomarina, stabilimento che riaprirà mercoledì. Lo stabilimento balneare Stella Maris di Sottomarina aprirà mercoledì. Sarà un'apertura con ancora nel cuore il dolore per la scomparsa di Gianluca Fasolin, il suo titolare, tragicamente scomparso a 52 anni nella primissima mattinata di domenica, rimasto schiacciato da una palma durante le operazioni di riposizionamento o rimozione della pianta, caduta per il vento la notte prima.
Oggi l'ingresso è ancora sbarrato. Un cartello affisso sul cancello annuncia la chiusura per lutto dello stabilimento. Mancava pochissimo, doveva fare altri lavori e stava correndo, io dico sempre, lui litigava con l'orologio perché voleva fare tutto e fare molto bene. Infatti la spiaggia credo che ad oggi sia quella che meglio dimostra i potenziali di questa città, e anche nel rapporto ambientale che lui teneva moltissimo. Infatti poi questa disgrazia, voglio dire, una palma, mi dà la misura insomma di quanto amore ci metteva come imprenditore su tutte le cose che faceva. Fasolin, che lascia la moglie e 2 figli, era assieme ad altre persone nel momento dell'incidente fatale, un incidente sulla cui dinamica ora indaga la magistratura. La palma, alta diversi metri, lo ha colpito dopo essere stata sollevata da una gru. Nonostante il tempestivo intervento del 118, per l'imprenditore non c'era più nulla da fare. Se guardate le mani di questi imprenditori non sono mani da ufficio, ma sono mani che lavorano, che preparano, lavorano a fianco anche dei propri dipendenti, quindi sono imprenditori che sono impegnati in prima persona. Purtroppo accadono anche queste cose. Mi dispiace per la famiglia, insomma, era un investimento fatto anche per i figli, insomma, ecco, quindi, però, sai, c'è bisogno del papà, no? C'è bisogno del papà e poi il papà era giovane. Tragedia sfiorata nella tarda mattinata di oggi a Casan di Ponte nelle Alpi, in provincia di Belluno. Il pilota di un parapendio ha perso improvvisamente quota e ha finito il suo volo contro un palo della media tensione della linea elettrica. L'uomo, 37 anni, del posto ha riportato una lussazione ad una spalla e alcune bruciature ad un polpaccio colpito da una scarica elettrica. Soccorso dai vigili del fuoco e dal personale del SUEM, il 37enne è stato trasportato al pronto soccorso del San Martino per le cure del caso. Per i rilievi di legge è intervenuta una pattuglia della stradale. Per il recupero della vela rimasta impigliata, la state vedendo nelle immagini sui cavi, l'Enel ha dovuto sospendere per un paio d'ore l'alimentazione elettrica in 2 frazioni di Ponte nelle Alpi, a Casan per l'appunto e ad Arsiè. E allora torniamo a parlare delle polemiche sul viaggio annunciato a Mosca del leader della Lega Matteo Salvini, sul segretario del Carroccio, gelo da avversari e compagni di partito che dopo il suo annuncio lo hanno isolato. Notando che da Letta a Renzi alla Meloni a Calenda un grido di attacchi e di polemiche, a volte mi viene voglia di dire: ma chi me la fa fare? Io passo 2 giorni con i miei figli e con i miei genitori e tenetevi le vostre polemiche, tenetevi la vostra guerra. Il gelo dal governo, le critiche degli alleati, prima tra tutti Giorgia Meloni, ma soprattutto l'isolamento all'interno del partito, la Lega. Il viaggio a Mosca annunciato dal segretario Matteo Salvini, una trasferta che doveva concretizzarsi a breve e al momento congelato. Per ora nessun confronto diretto con il presidente Vladimir Putin per parlare del conflitto in Ucraina, un'intenzione che aveva destato lo stupore di tutti, compresi i compagni di partito. Luca Zaia evita di entrare nel merito davanti a fatti che non conosco, non esprimo considerazioni, dice, e poi aggiunge: a prescindere dalle notizie e dal fatto che Salvini vada o non vada a Mosca, noi dobbiamo fare in modo che questo periodo che intercorre tra l'inizio della guerra e la fine della guerra sia ridotto al massimo. Spero che si arrivi a un armistizio, spero che si arrivi alla pace, visto considerato che ogni istante che passa fa perdere la vita a persone in Ucraina, e spero anche che vinca il linguaggio della diplomazia sulle prove muscolari. Da Padova l'ex premier Giuseppe Conte, presidente del Movimento 5 Stelle, liquida il caso con poche parole e un'espressione che già dice tutto. Salvini ha i suoi desideri, per carità. Chi infila il coltello nella piaga senza esitazione è il senatore del PD Andrea Ferrazzi, che dopo aver elencato i trascorsi tra Salvini e Putin bolla così l'idea del leader leghista. Sarebbe un tentativo assolutamente, come dire, improbabile, come giustamente ha detto il ministro della Difesa, e noi ci aspettiamo che un leader di un partito che appoggia il governo Draghi, ragioni con il governo per trovare questa volta sì una soluzione che non sia propaganda chiacchiericcio. Quindi qui non servono propaganda, non servono sciocchezze, qui serve serietà e bisogna trovare la soluzione per portare la pace davvero radicata in base al diritto internazionale. Rilancio
rilancio Ideal Standard. Stamattina è stato siglato l'accordo di cessione del sito produttivo e del marchio Ceramica Dolomite alla cordata di imprenditori veneti guidati da Finit SPA. L'intesa avrà effetto da mercoledì prossimo, 1° giugno. L'atto segue l'intesa per il trasferimento di tutti i lavoratori raggiunta lo scorso 12 maggio e segna l'inizio della nuova stagione industriale per Ceramica Dolomite e le sue maestranze. Le firme di tutti gli attori coinvolti non siglano solo un accordo ma anche una pagina di storia dei lavoratori veneti, ha dichiarato il presidente della regione Luca Zaia, e con lui il ministro Federico D'Incà, grato per un accordo che corona un percorso intenso che darà rilancio allo stabilimento di Trichiana e a tutto il bellunese. Adesione alta allo sciopero del mondo della scuola che oggi ha tenuto molti studenti padovani fuori dalle aule. Grande adesione allo sciopero indetto dai Cobas e dalle principali sigle della scuola, mentre a Roma scendono in piazza tutte le sigle sindacali per una manifestazione nazionale. Davanti alla prefettura patavina si danno appuntamento i Cobas per dire no ai tagli che la politica vuole fare alla scuola. Che se non si inverte questa tendenza, noi continueremo a trovare classi sovraffollate, aule cadenti, e questo mette a rischio non solo la salute degli studenti, ma mette soprattutto a rischio la possibilità di lavorare in maniera decorosa per noi insegnanti. Noi siamo lì per dare il massimo ai nostri studenti, per far sì che diventino dei cittadini consapevoli. Lavorando con 32-34 alunni per classe, questo non è consentito. Tagli alla scuola significano studenti e cittadini meno preparati, ci dicono. Per i prossimi 2 anni è prevista una riduzione dell'investimento sul PIL per istruzione dello 0,5%, che va a coincidere esattamente con quello che si è deciso di investire in armi. Ecco, noi riteniamo che anche questa sia una cosa totalmente disdicevole. Precarietà e classi affollate, questo è lo scenario che raccontano gli insegnanti. Io ho classi molto numerose, a licei di Mestrino, ho classi da 28 alunni. Adesso c'è un lieve calo demografico, allora siamo passati a 23, però le classi sono decisamente numerose perché terze di 28 alunni non favoriscono l'inclusione, per esempio, fanno fare fatica a seguire coloro che hanno tempi più dilatati rispetto ad altri studenti. E soprattutto nelle prime abbiamo veramente molti studenti, minimo 27, e resto allibito che dopo tutti i proclami ascoltati con il primo lockdown duro, basta classi pollaio, adesso ce ne siamo tutti dimenticati. Quali sono le proposte del governo? È taglio al personale. Veramente una delusione enorme. C'era un'occasione di rilancio, di effettivamente abbattimento del rapporto numero docenti, numero studenti, e invece perso un'occasione. Io sono alcuni anni che insegno e non vedo perché, visto la situazione che c'è adesso a scuola, no? Delle classi sempre molto affollate, c'è bisogno invece di creare più classi e quindi di più insegnanti. È un assurdo che si voglia applicare dei tagli così importanti, assurdo. Torniamo alla cronaca. Vendevano sneakers contraffatte, fidanzati denunciati dalla Guardia di Finanza di Treviso, una ventina gli acquirenti multati di 200 euro. La maggior parte ha consegnato le scarpe taroccate alle Fiamme Gialle. Hanno approfittato del periodo di pandemia per mettere in piedi una vera e propria rete di commercio online di calzature contraffatte. Sono stati identificati e denunciati per ricettazione e contraffazione 2 fidanzati 35enni della provincia di Treviso. L'operazione della Guardia di Finanza è scattata dopo la denuncia da parte dell'azienda marchigiana proprietaria del marchio. La coppia di lavoratori arrotondava lo stipendio con un illecito secondo lavoro. Di fatto acquistava da fornitori con sede in Cina le calzature contraffatte, riportanti anche il falso Made in Italy, e le rivendeva agli acquirenti con sede in diverse località del territorio nazionale. Calzature che solitamente hanno un valore di mercato sui 500 euro e che invece la coppia offriva al prezzo vantaggioso di 200 euro. Gli indagati offrivano la personalizzazione delle calzature, quindi ogni acquirente era convinto di avere un paio di calzature che
perché era unico nel suo genere e questo probabilmente attraeva molto la vendita di questi articoli. Nell'arco di poco meno di un anno, i due venditori, utilizzando un account Facebook e un canale Telegram, hanno ottenuto numerose iscrizioni. Sul sito gli acquirenti potevano avere anche il book fotografico delle scarpe offerte. Il giro d'affari che ha messo in piedi la coppia è di circa 7.000 euro nell'arco di poco meno di 10 mesi. Giro d'affari che è stato bloccato grazie al nostro intervento a seguito delle perquisizioni disposte dalla Procura della Repubblica del Tribunale di Treviso. Nell'abitazione dei fidanzati è stata sequestrata merce già pronta per la spedizione e soprattutto i telefoni utilizzati per la gestione online della rete di commercio illegale. Rintracciati e multati una ventina di acquirenti domiciliati tra le province di Bari, Padova, Pesaro, Urbino, Pordenone, Treviso, Venezia, Udine e Vicenza, che hanno dovuto pagare 200 euro di sanzione. 11 di loro hanno anche restituito in sequestro amministrativo le scarpe contraffatte. L'appello della Guardia di Finanza. Gli acquisti devono essere effettuati rivolgendosi a rivenditori ufficiali, utilizzando canali ufficiali, altrimenti si cade nella sanzione amministrativa dell'incauto acquisto. È importante altresì richiedere sempre il documento commerciale a seguito di un'operazione di acquisto, anche se avviene attraverso internet. Il questore di Treviso ha emesso altri 3 DASPO nei confronti di altrettanti ultras del Bassano coinvolti negli scontri dello scorso 13 marzo, prima dell'incontro di calcio tra il Bassano per l'appunto e il Giorgione. Era il 13 marzo quando fuori dallo stadio di Castelfranco, prima del fischio d'inizio della partita di calcio tra Giorgione e Bassano, andava in scena una rissa a colpi di calci e pugni, ma anche con l'uso di bastoni e cinture utilizzate come fruste tra i tifosi delle due squadre. Scene di guerriglia immortalate in un video shock. Ora arrivano nuovi sviluppi sul fronte delle indagini. Sulla base degli accertamenti effettuati dalla divisione anticrimine e dalla Digos, il questore di Treviso ha emesso 3 nuovi DASPO della durata di 3 anni nei confronti di altrettanti ultras del Bassano. I provvedimenti fanno seguito ad altri 9 DASPO che erano stati emessi pochi giorni dopo i fatti nei confronti di tifosi bassanesi e del Giorgione. L'identificazione dei destinatari della misura è stata possibile anche grazie alle immagini estrapolate dalle telecamere di videosorveglianza della zona che hanno permesso all'ufficio della Digos di ricostruire nei particolari le azioni messe in atto. La morte dello scrittore Boris Pahor lascia profondi segni di riconoscenza a Belluno, città che lo accolse nel 2014. L'abbraccio corale di Belluno e dei suoi studenti, il silenzio e l'ascolto degli orrori del nazismo e del fascismo magistralmente raccontati nel libro Necropoli, biografia del periodo vissuto da internato politico in un campo di concentramento. È il gennaio del 2014 e si celebra la giornata della memoria in un teatro comunale gremito di giovani. Sul palco, assieme all'amica bellunese Mirta Amanda Barbonetti, c'è per la terza volta lo scrittore Boris Pahor, più volte candidato al premio Nobel per la letteratura che incanta i ragazzi. Lo scrittore intellettuale di confine si è spento oggi all'età di 108 anni. Anima e testimone di un secolo, Pahor, sloveno di cittadinanza italiana, raccontò la tragedia della deportazione degli ebrei e degli oppositori politici. Si moriva, no? E si moriva perché si era politici, perché si era contro il nazismo, contro il fascismo prima, questa voi lo dimenticate. C'erano anche campi fascisti, però dimenticati anche quelli, e volontariamente dimenticati, no? A Gonarsa, a Chiesa Nuova, a Treviso, in Dalmazia, a Arbe in italiano. Sono tutti campi fascisti, per fortuna sono durati 2 anni, dal 41 al 43, però abbiamo dei morti anche lì. Da internato politico in 5 campi di concentramento, Boris Pahor scampò alla morte grazie alla conoscenza della lingua francese studiata all'Università di Padova. Triangoli rossi avevamo, quindi la maggior parte, tutti quelli che erano in campo di concentramento tedesco avevano dei triangoli,
secondo la causa per cui erano in campo di concentramento. Pahor raccontò la sua verità sulla storia girando l'Italia in lungo e in largo fino alla fine dei suoi giorni, senza filtri, con sincerità e coerenza, il suo testamento morale ai giovani. Studiare la storia, unico modo per sfuggire alla barbarie. Siamo allo sport, scudetto numero 14 per il Petrarca Rugby, conquistato sabato a Parma contro il Rovigo, e noi oggi abbiamo incontrato, svegliandolo questa mattina, uno dei protagonisti, Enrico Ghigo. Io provo a suonare, vediamo un po' se ci risponde. In effetti è un po' prestino perché so che ieri sera hanno fatto tardi, vediamo se qualcuno risponde. Sì, sono Federico. Enrico? Ah, bene, no, forse non l'abbiamo svegliato. Enrico è piemontese di origine, sì, un paio di anni che però è a Padova, ha 24 anni ed era insomma in campo. Sei elegantissimo, pensavamo di svegliarti invece. Com'è stata la partita? Allora, è stata una partita sicuramente molto tosta, impegnativa, perché comunque Rovigo è una squadra molto impegnativa. Risvegliarsi da campione d'Italia. Sicuramente è un'emozione unica che ti capita penso poche volte nella vita, e quelle volte bisogna essere i più felici possibili e diciamo così. Senti, la maglia della partita ce l'hai? La vai a prendere? Questa è la medaglia che vi ha dato il presidente della federazione alla fine della partita, Marzio Innocenti, che tra l'altro è padovano, e questa è la partita. La maglietta che ho indossato alla partita. Penso di incorniciarla e la terrò lì, e sicuramente sarà un ricordo fantastico e bellissimo che mi porterò dietro penso tutta la vita. I prossimi giorni avete già un calendario di cene? Diciamo che abbiamo un calendario di cene domani sera, e ne abbiamo una in un ristorante che ci viene offerto, e poi dopo abbiamo con la società martedì abbiamo tipo un picnic con tutta la società dell'under più piccoli, e faremo festa tutti assieme. Vi ricordo alle 21:15 in diretta su Antenna 3 come ogni lunedì, nuova puntata di Ring, ospiti Giacomo Possamai del Partito Democratico, Tommaso Razzolini di Fratelli d'Italia, il sindaco di Campodoro Gianfranco Vezzaro e poi l'imprenditore Marco Zennaro che racconterà del sequestro in Sudan, un anno prigioniero, il ricordo dell'inferno, gli incubi che ancora lo tormentano e la voglia di ricominciare. E poi ci sarà appunto spazio per lo scudetto conquistato dal Petrarca Rugby. In studio ci sarà l'allenatore della squadra Andrea Marcato e il nostro collega, grande esperto di rugby, Federico Fusetti. Appuntamento dunque a partire dalle 21:15 su Antenna 3 con Ring. È tutto, vi lascio le previsioni del tempo, grazie per averci seguito, buona serata. Cooperativa Agricola Volpago offre carne fresca di prima qualità. Ci trovi a Volpago del Montello, Pieve del Grappa, Tre Baseleghe e presso lo spaccio del contadino a Dolo e Massanzago. Bentrovati al meteo. Avanza l'alta pressione africana sul nostro territorio. Sarà un ponte del 2 giugno di bel tempo, così come martedì 31 maggio con una nuova ondata di calore alle porte. Vediamo insieme il dettaglio. Sul Veneto al mattino avremo nubi irregolari alternate a schiarite. In seguito cielo sereno o al massimo poco nuvoloso, salvo locali annuvolamenti sulle zone montane dove non si escludono anche occasionali acquazzoni nel corso del pomeriggio. Temperature in generale aumento, minime tra 13 e 17 gradi, massime comprese invece tra i 23 e i 25 gradi. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, anche qui addensamenti in mattinata, poi ampio soleggiamento con isolati temporali sui rilievi. Temperature minime sui 14-18 gradi, massime sui 24-26 gradi. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige, dove avremo un'alternanza di nuvole e rasserenamenti. Sui settori alpini di confine possibili piogge. Temperature minime intorno ai 13 gradi, massime sui 26.
Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione, arrivederci. Cooperativa Agricola Volpago offre carne fresca di prima qualità. Ci trovi a Volpago del Montello, Pieve del Grappa, Tre Baseleghe e presso lo spaccio del contadino a Dolo e Massanzago.